Siamo con l'assessore al turismo di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini, seconda puntata di intervista, di sondaggio, Riviera Friulana. Cosa succede in questo periodo e come ci siamo organizzati per andare avanti, per ripartire? Questa è una ripartenza già avvenuta, ma cosa sta accadendo? È difficile prevedere il futuro, specialmente con gli scenari che cambiano di giorno in giorno. Il primo weekend dopo questa ripartenza è stato buono, direi molto buono per Lignano perché fa capire che la gente ha voglia di mare. Sono stati molto bravi anche i gestori a coordinare gli utenti che erano accorsi in gran numero, ma sono stati un po' tenuti a guardia per evitare quei contatti sociali e quella movida che abbiamo visto nelle grandi città, che ha creato un po' di problematiche. Naturalmente c'è qualcosa nel meccanismo da migliorare, ma sicuramente Lignano si è già mostrata pronta alla prima ripartenza. Quali prospettive abbiamo per i prossimi mesi? Come si aspetta? Quello che riesco a intuire dai turisti è che c'è gran voglia di mare, c'è gran voglia di venire a Lignano e questo ce lo fanno capire, al di là dei nostri classici turisti italiani, anche i turisti austriaci che in questo momento stanno mandando un sacco di mail e anche un po' protestando nei confronti del cancelliere Kurz per la mancata riapertura in questo momento dei confini tra l'Austria e l'Italia. Naturalmente i turisti tedeschi, quelli svizzeri, godranno di quel corridoio che Kurz ha promesso di aprire tra poco, ma anche gli austriaci vogliono venire qui da noi e sappiamo che gli austriaci sono poco meno del 50% della clientela lignanese e a noi fa piacere averli sempre come graditi ospiti. Dovremmo rinunciare ai grandi concerti per ovvi motivi, anche perché gli artisti importanti calendarizzano i loro eventi a lunga distanza, non a corta distanza. Ma Lignano però sta preparando qualcosa comunque per ravvivare l'estate e intrattenere i suoi ospiti. Sì, purtroppo i concerti non sono annullati, sono solamente rimandati al 2021, più o meno le date le abbiamo quasi riaggiornate, ma anche tutto un altro numerosi eventi abbiamo dovuto cancellare, dalla Bikers Fest, che speriamo di farla a settembre, al Color Run e anche a tutta una serie di altre manifestazioni, la DJ Teen e altre. Ma comunque stiamo pensando di fare qualcosa nell'Arena Alpe Adria e abbiamo visto con i tecnici che la possibilità, con le ultime regole che ci sono state date, potremmo avere spettacoli intorno ai 900.000 spettatori, non di più, e quindi imbastiremo un calendario che non è all'altezza neanche della base di quelli precedenti, ma comunque è un segnale di una ripartenza della località. Lignano c'è, aperta e pronta per l'estate. Sì, anche la spiaggia ormai è quasi pronta, con fine mese o il 1° giugno sarà completamente riorganizzata secondo quelli che sono i dettami dei protocolli, non quelli INAIL fortunatamente, ma quelli statali e regionali, che prevedono comunque una distanza di 4,5 metri da un ombrellone all'altro per quanto riguarda il lato trasversale, mentre per il longitudinale sono 5 metri. Noi avevamo una distanza di 4 metri tra ombrellone e ombrellone, ragion per cui non andiamo a perdere tanti ombrelloni, il che vuol dire che eravamo già abbastanza in ordine prima e quindi i turisti potranno venire in ferie tranquillamente. E quindi un'estate di mare, da mare. Arrivederci, ragazzi. È un'estate di mare, è un'estate di tanta enogastronomia, io credo, perché essendoci meno concerti forse la gente andrà di più al ristorante, andrà di più in pizzeria, si fermerà di più nei bar per trovare quella socialità che è mancata in questi mesi e comunque io credo che un'estate al mare è sempre un'estate indimenticabile per i turisti e fatta a Lignano Sabbiadoro è ancora più indimenticabile. Un'estate al mare, grazie a Sobrini, arrivederci. Ciao, un saluto a tutti.